Buonasera a tutti e benvenuti a Teleradio Sport. Come ogni lunedì alle ore 21 siamo in diretta da casa Caritas a Chiavari. Ciao Luca. Buonasera. E ciao Giacomo. Buonasera, buonasera. Allora, vedete tanti colori, o meglio, una grande città qua presente. Sì, oggi diciamo alla Casalza dello Sport è qui ospite nei nostri studi e siamo molto contenti. Luca? Diciamo che nella pallanuoto insomma ci sono degli ottimi risultati, perché abbiamo il Rapallo Pallanuoto che ha pareggiato con l'Orizzonte con la prima in classifica a Catania, quindi un Rapallo che si appresta a una fine stagione decisamente con una forma decisamente buona, e quindi vedremo cosa succederà. Poi c'è stato il derby tra Mobil Pesca Lavagna e Chiavari Nuoto, andremo un po' ad analizzarlo. Chi ha vinto? Il Chiavari, 15-9, è stata una vittoria netta, mai messa in discussione. Ecco. E invece Giacomo, facciamo una carrellata. Sì, diciamo per il calcio è stato un fine settimana nel complesso positivo, diciamo più vittorie, qualche pareggio, partendo dalla Serie D, la Lavagnese ha vinto 2-0 in casa dell'Imperia, rimane quindi a metà classifica, al 7° posto. Andando poi alla Serie C, il Sesti Levante ha vinto 2-0, è tornata la vittoria dopo 9 partite, ha vinto 2-0 contro il Campobasso e momentaneamente è penultimo, ma è a pari punti sia con l'ultima, il Milan Futuro, che con la terzultima, il Legnaro Salus. Ha vinto anche la Virtus Entella, 3-1 contro il Pontedera e continua a essere capolista, più 4 sulla Ternana che sarà avversaria appunto del Sesti Levante, che ospiterà domani, mentre invece la Virtus Entella andrà a giocare a Lucca contro la Lucchese. In Serie B la Sampdoria ha pareggiato 1-1 con il Palermo in casa e rimane in zona play-out al 16° posto. La classifica anche è molto corta in quella zona, quindi nelle ultime partite ci sarà da fare punti per salvarsi direttamente. Invece lo Spezia ha vinto 3-2, una vittoria molto importante contro il Pisa in casa, e quindi adesso è a meno 3 punti dalla seconda. Infine in Serie A il Genoa ha pareggiato 1-1 col Cagliari, un pareggio comunque importante perché rimane a più 10 punti dal 18° posto, che è diciamo l'ultima squadra che retrocede. Bene, allora dopo questa carrellata di Giacomo sui risultati principali della nostra Liguria, vi ricordo sempre che Telepace è vista in tutta la Liguria, andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata di Teleradio Pace Sport che sono qua con noi. Soprattutto parleremo questa sera di pallavolo e di calcio. Rodolfo Rocchini di SVBC Casarsa Ligure e Valeria Scisciò, allenatrice della prima squadra VBC Casarsa Ligure. Salto una persona al centro, ve la presento dopo, Fabio Di Stasio di SASD Casarsa Ligure e Boris Stagnaro, allenatore ASD Casarsa Ligure. E poi questa sera c'è il caso di dire c'è solo un presidente, che è Walter Pinna, presidente sia del pallavolo che del calcio. Abbiamo una platea importantissima sia per il calcio che per la pallavolo, tanti atleti e cercheremo, non riusciremo tutti questa sera, ma almeno qualche rappresentante per andare un po' dentro alle due società. Giacomo. In platea partiamo dal calcio per l'SD Casarsa Ligure, oltre a una folta rappresentanza di appunto dirigenti e allenatori, abbiamo rappresentanti dei piccoli amici, dei pulcini, allievi, juniores e prima squadra. Invece per la pallavolo, per la VBC appunto Casarsa Ligure, abbiamo anche qui dirigenti, allenatori e poi mini volley, gli under 12, under 14, 16, 18 e seconda divisione. Bene. Allora, facciamo un giro tavola un pochino per rompere il ghiaccio qua sul palco, ma poi andremo subito giù con Giacomo. Direi dalla pallavolo, Rodolfo, con tanti anni di esperienza, vediamo un pubblico, tantissimi atleti a Casarsa, anche quest'anno. Ma diciamo noi siamo una piccola società dove lavoriamo molto sui giovani, difatti abbiamo tutte squadre molto giovani e stiamo cercando di ottenere dei risultati. Quest'anno con l'evento della nostra nuova allenatrice abbiamo dei risultati positivi perché facendo gli scongiuri siamo primi in classifica nella seconda divisione.
siamo in semifinale nell'Under 16 e poi abbiamo tutti i vari campionati che i ragazzi si stanno comportando bene. Noi abbiamo inoltre io lo chiamo un fiore all'occhiello, noi il sabato mattina facciamo un corso di pallavolo per i ragazzi speciali, e dove ci sono una decina di ragazzi che in collaborazione con l'allenatore Giorgio e le ragazze della prima squadra vengono in palestra e collaborano con questi bambini qua. Devo dire l'ultima cosa, che questo di sabato siamo in collaborazione col CSI. Bene, abbiamo fatto una piccola carrellata, ma poi andremo dentro dal direttore sportivo della pallavolo al direttore sportivo del calcio. Invece Fabio, così una presentazione flash, cosa diresti? Allora, prima di tutto ringrazio tutta sia la società calcistica del pallavolo per la partecipazione, poi niente, anche noi stiamo andando molto bene sia con la prima squadra, che siamo secondi a 2 punti dalla prima, speriamo bene, non diciamo nient'altro, anche il settore giovanile molto bene, sta crescendo, e la juniore sta facendo un passo grosso in avanti. Bene, allora abbiamo sentito i 2 direttori sportivi, sentirei i 2 allenatori, ma proprio così come conoscenza. Boris Stagnaro. Ma io spero di vincere il campionato, se no qui mi lapidano. E quindi l'obiettivo è questo qua, che ci siamo prefissi col presidente, ma anche con i giocatori, con lo staff, con tutti. E quindi noi perseguiamo questo obiettivo, consapevoli delle difficoltà. Certo. Però ci proveremo fino alla fine. Bene, Valeria, anche tu devi vincere il campionato? Ma io voglio vincere il campionato, vogliamo vincere il campionato e ci proveremo fino all'ultimo. Non è facile, perché anche se è una seconda divisione vincere un campionato non è mai semplice, però le ragazze ce la stanno veramente mettendo tutta. E un particolare complimento anche a Manuela, che stasera non è qui, perché comunque sta guidando una 16 e stasera farà allenamento con la squadra, perché questa settimana farà le 2 semifinali provinciali, e quindi anche quello secondo me a livello giovanile è proprio un bellissimo traguardo. E niente, noi vogliamo vincere, quindi andiamo avanti sulla nostra strada. E il presidente cosa dice? Io voglio perdere. No. Che? Io devo ringraziare tutti loro, che devo dire che questa è la soddisfazione più grande. Da una parte la pallavolo, dall'altra il calcio. Sono arrivato, diciamo, un po' così per scommessa, no? Un po' trascinato da chi non lo dico, ma qua c'è sia uno che l'altro. Però devo dire che comunque è stata una ottima scelta, una bellissima opportunità, sicuramente una prova che ho avuto piacere di affrontare, e credo che questo sia il risultato, insomma. Ieri abbiamo fatto una bellissima serata anche, diciamo, un po' per tutta la comunità, per Elia. E la cittadinanza, la città ha risposto alla grande, e direi che sta andando tutto a gonfie vele. Se poi vinciamo ancora meglio, ecco, se allora, no parteciperemo e basta. Visto che anche dalla regia arriva così la promozione di questa partita del cuore per Elia, ne parliamo subito, era in scaletta, Walter. È stato un momento, ecco, già il nome della partita del cuore sta a significare che è piena di valore, no, quella partita. Piena di valore, ieri si respirava proprio questi valori all'interno di tutto lo stadio, chiamiamolo così, che noi ci teniamo, la nostra bomboniera. Abbiamo creato un po' questa piccola casa di sport, e ieri c'è stata anche questa giornata di solidarietà per Elia, che devo dire, nonostante il tempo poteva essere un po' in dubbio, ma alla fine l'abbiamo portata a termine, è arrivata tanta gente, e si respirava proprio questo
questo spirito dove tutti, insomma, poi alla fine hanno dato una mano e abbiamo raccolto una bella cifra che poi abbiamo devoluto. Ecco, ricordiamo, Elia è stato appunto, ha fatto questa partita, è stato aiutato per comprare una carrozzella. Una carrozzina speciale che arrivava comunque dagli Stati Uniti, mi sembra, quindi insomma aveva un prezzo abbastanza sostenuto. Tanto sono andati in campo persone di tutte le età. Sì, no? tutte le età, comunque insomma è partito da Luca Bertoldi, mi sembra, l'iniziativa insieme alla mamma, e poi si è stesa un po' a tutta Casarza e non solo, anche Seste Levante adesso sta facendo un'iniziativa benefica, e questo è bello perché magari qualcuno dice non è più la gente di una, invece insomma anche questo fa capire che insomma le persone sono sensibili. Ecco, insieme a voi questa sera c'è anche il sindaco di Casarza Ligure, che salutiamo con un bel applauso. Giovanni Stagnaro, direi un saluto, no, a tutta il Casarza sportivo. Allora, io faccio un saluto, ringrazio tutti voi per dare questo spazio allo sport di Casarza. Voglio dire, qui c'è il calcio, c'è la pallavolo, abbiamo tanti altri sport importanti su Casarza e soprattutto stiamo investendo molto per far sì che lo sport a Casarza diventi un punto di riferimento. Il nuovo campo sportivo, come diceva bene il Presidente, per il quale abbiamo investito tante risorse e vogliamo che diventi un punto di aggregazione sociale. Ma abbiamo un grande sogno che abbiamo dovuto rallentare un po' per pratiche burocratiche, ma lo porteremo avanti, che è quello di una nuova palestra che potremo realizzare in una zona importante di Casarza che darà spazio anche a quegli sport che vengono, tra virgolette, considerati minori, ma minori non solo. Per cui forza allo sport, e a Casarza siamo vincenti e quindi va bene così. Ma Walter, il sindaco era in campo ieri sera? Il sindaco non era in campo, faceva l'ultra. Ah, ho capito. Tra l'altro non l'ha detto, sono uno di quelli che ha portato la voglia di Pinna per investire, quindi dobbiamo cercare tutti insieme di portarla avanti perché sta facendo un lavoro enorme insieme a tutto lo staff, per cui veramente ho riscoperto tanta voglia da parte della popolazione di partecipare allo sport, e quindi un ringraziamento lo devo veramente fare a Walter e a tutto lo staff. Grazie. Credo però che ci sia anche una bella soddisfazione, no? Da qua vi garantisco che è una bella foto che c'è, no? Di tutti gli atleti, è vero o no? Assolutamente, la partecipazione così numerosa da felicità, da speranza, da voglia di fare sempre meglio, questo assolutamente, questo è importante. Ecco, su quello invece Rodolfo, quello che diceva il sindaco della nuova palestra, sarete contenti allora per la nuova palestra? Perché a noi una palestra ci serve come il pane, perché abbiamo pochi spazi e ci stiamo sacrificando mettendo magari più gruppi assieme per poter lavorare, e quindi diciamo che sotto l'aspetto tecnico i ragazzini ritardano un pochino l'avanzamento delle loro capacità. Ecco, questa è la palestra... Insomma, questa è la palestra di Casarza, dove in questo momento si sta allenando un under 12. Ecco, questo ad esempio, la palestra, qui la dividiamo in due parti, dove in una parte si allena l'under 12 e nell'altra parte si allena il mini, perché proprio non abbiamo spazi. E poi abbiamo le altre squadre che invece siamo sempre limitati come orari, perché dobbiamo emigrare da una parte all'altra perché non riusciamo a starci dentro. Ecco. Dunque, sindaco, sicuramente l'amministrazione fa un regalo allo sport. È già progettata, ma c'è già... Vai. Allora, abbiamo ottenuto l'area.
Purtroppo il piano di bacino prevede che dobbiamo fare dei lavori per Dove renderlo sarà situata? nella zona, diciamo, nella variante subito dopo, diciamo, via Sara, la cosiddetta rotonda rialzata, variante 523, dove c'è un'attività commerciale di nuova istituzione. È una zona molto comoda perché comunque è molto vicina all'autostrada, c'ha parcheggio e tutto. Stiamo cercando di risolvere questo problema burocratico, ma abbiamo già il progetto e una palestra che avrà delle caratteristiche che consentirà anche un domani la possibilità di, se dovessimo riuscire a avere dei risultati, di poter anche gareggiare in categorie superiori. E poi soprattutto sarà una palestra a servizio anche della scuola, perché noi, ripeto, lo sport per noi ha questa funzione di aggregazione sociale, sia a livello di calcio che di tutti gli altri sport. Bene, andiamo a conoscere, nel senso che abbiamo volti anche molto conosciuti. Andrei a salutare e fare intervenire Domenico Bertolino, che è responsabile del settore giovanile, che tra l'altro questa sera ci ha portato anche l'amico dell'uomo per eccellenza con la bandiera del Casarza, perciò col foulard del Casarza. Abbiamo portato la Apple con la sciarpa del Casarza questa sera. E responsabile del settore giovanile, ci puoi fare una panoramica brevemente di quelle che sono le squadre del Casarza? Sì, abbiamo la Juniores, abbiamo gli allievi, poi una squadra di pulcini e 2 squadre di piccoli amici. All'incirca il numero totale? In totale saremo sui 90-95. Ecco Domenico, questo lavoro che stai portando avanti già da diversi anni a Casarza, ma tu insomma, hai avuto una storia di calcio dalle nostre parti, no? Sì, purtroppo sono anziano, quindi ho avuto no, questa quel storia. senso. Ma... Nel senso che ho giocato 20 anni a calcio, poi ho fatto allenatore per 20 anni, adesso sono 13 anni che faccio il responsabile del settore giovanile e sono 3 anni che sono a Casarza. Mi trovo molto bene, ho un gruppo nello staff molto affiatato, dei bravi allenatori e ne approfitto per ringraziare tutte le famiglie che ci hanno scelto per poter fare attività ai loro figli. Quindi questa è una grande soddisfazione, noi cerchiamo sempre di migliorare, commettiamo sicuramente anche degli errori, ma sempre con la massima passione, con la massima appartenenza che vogliamo dare a questa società. Ecco, Domenico, avere anche una società, no, in Serie C come Sesti Levante, vicino a Casarza, potrebbe sembrare, però c'è questo spazio per tutti, anche per il calcio, anche se abbiamo altre società, no? No, certo, anche tra l'altro noi a Casarza ospitiamo un paio di leve del Sesti Levante per fare attività, cerchiamo di aiutarli anche da questo punto di vista, perché comunque nel comprensorio bisogna sempre cercare di darsi una mano ed essere unidirezionali nelle scelte, nel senso che poi alla fine una mano lava l'altra, tutte e due lavano la faccia, cioè nel senso che è sempre un bene collaborare, ecco. Abbiamo anche i 2 vicepresidenti, visto che sei vicino, Vindo, Gabriele, anche lui storico, insomma, è un ragazzo che sei sempre impegnato nello sport, no? Ecco, sì, un po' la tua esperienza a Casarza. La mia esperienza adesso è di un paio d'anni, io sono arrivato l'anno scorso con Walter che era presidente del settore giovanile e l'ho seguito in questa avventura quando abbiamo preso l'ASD Casarza Ligure, abbiamo ripreso in mano questa società che quest'anno ha compiuto 51 anni, quindi è una società anche gloriosa per una città come Casarza e sicuramente la cosa bella è l'aver creato una società che può essere definita una famiglia, ecco, questo è quello che ci vuole un po' distinguere dalle altre società. Chiaramente abbiamo sul territorio, come anche dicevi tu, società importantissime, vedi il Sestri Levante, vedi l'Entella, vedi la Lavagnese stessa, Riva Samba. Noi vogliamo contraddistinguerci essendo famiglia aperta per tutti i bambini e le famiglie che vogliono essere insieme a noi un gruppo unito. Ecco, e anche con la pallavolo questa è una bella sinergia che si è creata e che vogliamo portare avanti. Bene, tra l'altro abbiamo qua il presidente, come possiamo chiamare, onorario di Casarza. Facciamo un bel applauso. Franco Gogorno, presidente onorario. Intanto da quanto tempo è che è in società? 34 anni. Come ha visto cambiare la società in questi anni?
Ma ha migliorato che tantissimo, poi con l'avvento di Walter ha dato continuità a quella precedente che c'era, che nei limiti del possibile ha tirato la baracca avanti, che non è facile al giorno d'oggi gestire una società di calcio con delle regole che gravano anche sulla società, quindi Walter sta facendo un ottimo lavoro, quindi c'è uno staff all'altezza, quindi io ringrazio, perché io ne vengo, diciamo, da una società vecchia che c'era a una società nuova che mi ha voluto dentro, io per questo li ringrazio, quindi ci terrei a ringraziare tutti i vecchi presidenti dal 1974 a arrivare ad oggi, che sono impegnati per questa società, che sono con dei sacrifici, con tutta la passione possibile, sono arrivati a portarla a questi 51 anni, per cui complimenti veramente a tutti i presidenti, ai fondatori del Casarza Ligure. Ecco, che cosa ti ricordi un pochino? Credo che quest'anno, l'anno scorso, siano anni che rimarranno nella storia, no? Tutta questa riorganizzazione. Sì, Ci sono stati degli altri anni in questi tuoi 34 anni che dicevi, momenti un po' particolari? Sì, ci sono stati dei momenti particolari, quando siamo andati dalla prima categoria direttamente in eccellenza, c'era mister Figone, è subentrato la Cafferata Cristina, dove si è presa sul maloppo questa società, ai bassi, però siamo riusciti a portare anche in eccellenza, e quindi è stato fatto un ottimo campionato. Questo è anche un bel ricordo, ecco, quindi bellissimo, veramente. Bene, allora un bel applauso al presidente onorario, ma ritorniamo. Giacomo, se riesci, passa davanti alle telecamere, andrei subito a conoscere anche la vicepresidente del volley invece. Sì, Silvia Bracco, vicepresidente appunto del Casarza. Intanto ci puoi fare una panoramica della società? Quante leve avete, quante ragazze avete? Allora, sì, abbiamo il mini volley, poi abbiamo l'Under 12, l'Under 14, l'Under 16, l'Under 18, la seconda divisione e la terza divisione. Questo è un progetto, almeno in cui ho iniziato, diciamo, a prendere parte da qualche mese. Io ci credo molto nei giovani, ecco. Cioè, per me è importante che tutti giochino, che non ci sia questa voglia di vincere a tutti i costi, ma soprattutto che si partecipi ad un progetto dove i ragazzi ci siano, giochino, non siano con i cellulari continuamente come vediamo purtroppo negli ultimi anni, no? Che ci sia dell'adesione. Ecco, secondo me Casarza è un comune che ci accoglie con gioia, stiamo bene. Quindi niente, ringrazio il mio direttore tecnico, perché Valeria non è solo l'allenatore ma anche il nostro direttore tecnico. Stiamo facendo bene, Valeria sta lavorando bene, come sta lavorando bene Cristian Perri, Franco Bozzano, il nostro direttore sportivo, ma soprattutto il mio presidente che si fida. Ecco, tra me e lui c'è fiducia, e questo è importante secondo me. Cioè, noi ci sentiamo e condividiamo le idee, soprattutto di condivisione, no? Di aiutare anche le persone che magari hanno difficoltà, soprattutto i ragazzi speciali. Io ci credo, sabato ero con loro ed è bello, ecco, ci sono realtà come queste anche, quindi è giusto parlarne. Bene. Sentirei anche Franco Bozzano, che siete con la telecamera. Franco Bozzano, che è il secondo allenatore della prima squadra. Tanto sentivamo prima appunto la direttrice tecnica, l'allenatrice, che sta andando bene. Ci puoi fare, diciamo, un sunto di come sta andando la stagione? Sì, siamo partiti molto bene. Diciamo che la stagione di seconda divisione, che per noi è la più importante, l'abbiamo preparata anche già sfruttando l'Under 18, cioè il campionato di categoria. E sta andando, direi, decisamente bene. Il nostro competitor principale è il Proreco Pallavolo, l'abbiamo battuto mercoledì scorso, e abbiamo battuto il Volley Uscio sabato e abbiamo confermato il primato in classifica. Speriamo di continuare così. Adesso abbiamo 2 settimane di riposo, cercheremo di preparare al meglio la prossima partita. Bene. Ma il mister qua, Boris, il presidente interviene nella formazione, com'è questo rapporto mister e presidente?
Beh, il presidente nella formazione non interviene, ma interviene sempre. Praticamente lui non vuole sapere niente, ma vuole sapere tutto. Purtroppo è un grandissimo imprenditore, perché dimostra nelle cose che fa, che crea, anche a Casarza ha creato delle cose spettacolari. Di calcio io ho qualche dubbio che capisca bene le cose, perché alcune volte siamo un po' su delle frequenze diverse, ma purtroppo lui è il presidente. Il casino è questo, che io devo star zitto perché è il presidente, quindi devo ingoiare dei rospi, far finta di niente perché è il presidente e mi tocca. Presidente. Tocca a te. Cosa rispondiamo al mister? Cosa rispondiamo? Credo che quello che dice forse un po' ha ragione. Forse. Però, non lo so, a volte invece mi sembra quasi di capirne qualcosina, non di più. Però se certe cose le dico è perché evidentemente le penso e diciamo... Ma giocava a calcio? Ma io sui campi non l'ho mai visto, però... Ho giocato pochissimo. Sì. Ho giocato pochissimo, però l'ho sempre seguito il calcio, tutte le categorie. È appassionato, per dire, ed è un tifoso. Appassionato. Secondo me è proprio quello che percepisco in lui, che delle volte ho difficoltà a comunicare, che lui è un tifoso, proprio è il primo tifoso, e la sua passione delle volte perde in quell'aspetto che dove noi, tecnici tra virgolette, no? Siamo un po' più razionali, più pratici, lui è più tifoso, quindi vengono fuori queste cose qua, ma sono le cose belle del calcio poi. E invece con la Valeria... La pallavolo è... esatto. Diciamo che è una cosa più marginale per me. Le lascio fare, devo dire che sono molto bravi in questo, si organizzano tutto da sole, io ho molta fiducia in loro e stanno andando benissimo, però lì non conosco bene neanche quasi il regolamento, quindi non metto bene. Il calcio sì. Per adesso, il calcio potremmo metterli in campo perché sono tutte femmine, quindi non calcio dai, no, credo qualcosa di insomma saperne. Anzi, secondo me a volte gli allenatori hanno delle fisse, sono molto inquadrati sui loro concetti, moduli, eccetera, e si fissano su quello. Io sono uno spettatore anche, certe cose le smonto, le vedo e le smonto, tutto lì. Ecco, questo è il mio modo di vedere. Perciò, in sintesi, voi allenatori avete un po' le fisse, forse ha ragione il presidente. Sì, certe cose sì. L'occhio un po' più aperto dei presidenti fanno in modo che l'equilibrio di fare la formazione migliore. Ha detto una parola che condivido al 100%. Lui in queste cose qua è vero, noi ci fissiamo su certe cose. Io infatti con i miei amici, collaboratori, che poi sono amici più che tutto, ci confrontiamo molto su questi aspetti perché ci si fissa. E quindi diventa facile nel calcio smontare le cose in un attimo. Il problema poi è rimontarle. E quando arrivano a smontartele poi devi rimontarle, perché poi bisogna andare avanti. E questo, diciamo, è l'aspetto più difficile, però è anche il compito dell'allenatore. Montare quando c'è qualcosa che è stato un po', diciamo, smontato dovuto ai risultati, per quello che conta purtroppo nel calcio, è brutto a dirsi, ma contano veramente tanto i risultati. Conta l'analisi della partita, alla fine è un'altra partita. Senti, interrompiamo un attimino perché abbiamo un attaccante, un bomber della Lavagnese, Angelo Lombardi. Pronto? Pronto? Sì, buonasera a tutti. Ciao Angelo. Ciao, buonasera. Allora, ti arriva questo applauso in diretta per festeggiare la vittoria della Lavagnese, tra l'altro nel derby con l'Imperia in trasferta 2-0. Hai segnato il secondo gol all'11° del primo tempo e Ballan al 9. Insomma, in 2 minuti avete deciso la partita, tu e Ballan. Vuoi raccontarci un po' il derby di ieri? Sì, è stata una partita sicuramente molto difficile su un campo particolare contro una squadra forte. Noi venivamo dalla sconfitta con l'Icona, quindi ci tenevamo a fare bene, a cercare di riprenderci subito, di rifarci subito, diciamo. Siamo entrati in campo convinti, fortunatamente l'abbiamo sbloccata subito e poi l'abbiamo gestita bene. Ecco. Siamo molto contenti. Ecco, una Lavagnese, Angelo, che insomma nella parte alta della classifica. Sì.
Diciamo che abbiamo fatto praticamente quasi tutto il campionato nella parte sinistra della classifica, siamo molto contenti, anche perché veniamo comunque da annate dove non facili, comunque anche l'anno scorso ci siamo salvati verso la fine, quindi quest'anno stiamo facendo veramente un bel campionato, siamo contenti e non vogliamo assolutamente mollare queste ultime giornate per cercare di rimanere lì più in alto possibile. Ecco, un campionato che insomma vede il Bra nettamente primo, no? Con 11 punti, è veramente forte. Sì, il Bra sinceramente è una squadra che mi ha impressionato molto, nonostante non avesse ambizioni iniziali di vincere, si sono ritrovati lì, ma sono una squadra veramente forte, quadrata, mi hanno fatto veramente una bella impressione e diciamo che ora stanno prendendo un po' il largo, adesso sono comunque a più 11 e secondo me lo vinceranno loro. Angelo, qua hai un mister che allena il Casarza, che è secondo in classifica nel campionato di prima categoria, che vediamo cosa ti chiede da mister. Va bene. Io che devo fare la domanda. Sì, fai una domanda al bomber della Lavagnese. Posso chiedergli, ma non è che c'è da chiedere, perché loro definiamo un altro tipo di calcio, perché loro sono professionisti. La Serie D sei un professionista prestato al dilettantismo, quindi è difficile perché diventa un mestiere, quindi non c'entra niente con noi. Noi possiamo solo delle volte imparare da loro per l'applicazione che hanno, la serietà, come si impegnano e tutto. Però non dobbiamo mai paragonarci, neanche scimmiottarli, perché faremo delle brutte figure, perché, ripeto, è un altro tipo di calcio, che col nostro c'entra ben poco. Ma loro stanno facendo benissimo, la Lavagnese è una società che io conosco bene, sono anni, forse è una delle più vecchie della Serie D, quindi tanto di cappello a tutti. Angelo, prima di salutarci, qua ci sono tanti sportivi, chissà qualcheduno sarà anche attaccante, poi magari lo andiamo a sentire. Non so se hai un consiglio, ma tu da ragazzino volevi fare l'attaccante o come sei partito? Sì, allora io diciamo che da sempre avevo sempre avuto il sogno di fare l'attaccante, da quando ho cominciato a 6 anni ho sempre fatto quello, diciamo. E consigli, diciamo che non so se sono in grado di poter dare consigli. Una cosa che ho fatto io sicuramente è quella che magari soprattutto nel calcio ci possono essere tanti momenti di difficoltà, tanti momenti negativi, però la reazione ai momenti negativi è la cosa più importante per un calciatore secondo me, quindi non mollare mai, dare sempre tutto, a prescindere dalle categorie questa cosa qui ci deve essere sempre e i risultati poi ognuno riesce a dare il meglio di sé. Bene Angelo, allora non molliamo nei momenti delle difficoltà, mai. Questo è il tuo messaggio. Certo. Benissimo, grazie e un saluto a tutto lo spogliatoio. Grazie, buona serata. Allora, abbiamo sentito un attaccante, vediamo un po' a chi è vicino Giacomo invece della Casarza. Giacomo Botti, che è vice capitano del Casarza, lui è un centrocampista, non è un attaccante. Intanto, come sta andando la stagione dal vostro punto di vista? Siete soddisfatti finora? Beh, diciamo che siamo soddisfatti, possiamo fare sicuramente di più, la squadra c'è, il gruppo è parecchio unito, come comunque è capitato negli ultimi anni. Speriamo nelle ultime giornate di portare a casa più punti possibili e di ritornare dove pensiamo che meritiamo di stare, come gruppo, come squadra, come società, come tutto. Ecco, io sono arrivato circa 6 anni fa, retrocedendo dalla promozione, quindi mi farebbe anche piacere rifare il passo in avanti e riportare il Casarza dove merita. E come gruppo vi conoscete o ci sono stati cambiamenti quest'anno? C'è stato qualche cambiamento, però diciamo che tutti i nuovi ci hanno messo poco ad ambientarsi, poi per fortuna siamo tutti ragazzi di una certa età, comunque parecchi giovani e di conseguenza è anche più facile fare gruppo all'interno dello spogliatoio. Bene, abbiamo un altro rappresentante, ma va bene dopo, abbiamo un altro giocatore che siamo d'accordo. Allora, abbiamo 2 servizi, perché questo fine settimana ha visto sia l'Entella
che il Sesti Levante è appunto vittoriose, ma giocano subito domani, dunque i giocatori e tutti i dirigenti giustamente sono concentrati sulle partite di domani. Abbiamo però da andare a vedere l'allenatore che presenta la partita del Sesti Levante, Alberto Ruvo, che giocano domani sera con la Ternana. Vedrai quelle interviste e poi veniamo di nuovo in studio. Prima di parlare della gara con la Ternana ti chiedo, indipendentemente dal risultato, cosa ti è piaciuto della prestazione appunto dei tuoi corsari contro il Campobasso? Beh, mi è piaciuto sicuramente l'atteggiamento, i ragazzi hanno dato veramente tutto, si è visto anche in campo, si è visto poi fisicamente come sono arrivati in fondo, quindi vuol dire che avevano dato tutto, che è quello che poi fondamentalmente chiedo. Adesso in questo momento, a parte, come dicevo sempre, le alchimie tattiche non devono lasciare un po' il tempo che trovano, ma l'aspetto fame, agonismo, determinazione, poi ci mettiamo anche l'organizzazione, quello ci mancherebbe, però da questo non si può prescindere, si deve partire. Poco tempo, si può sfruttare magari l'entusiasmo che questo risultato e poi questa classifica porterà sicuramente nell'animo dei ragazzi, magari per te un po' meno perché hai meno tempo per lavorare appunto sul campo. Adesso in questi 2 giorni qua ho potuto fare veramente poco perché i ragazzi comunque mi dicevano hanno dato tanto, quindi ieri abbiamo fatto solo una seduta di scarico e qualche situazione tattica, poi oggi è la stessa cosa perché ci aspettano comunque un viaggio lungo, quindi dobbiamo essere bravi mentalmente. Come dico sempre ai ragazzi, non immagino neanche quanto uno può avere di energie quando già pensa di essere stanco, quindi è da lì, bisogna metterci qualcosa di più nel momento in cui uno magari in quel momento lì è stanco, può metterci ancora tanto. Ecco, a proposito di domani, partita contro la seconda della classe, sulla carta davvero difficile, il Sesti chiaramente cercherà di fare la gara come vorrai impostarla tu. Che partita ti aspetti a Terni? Mi ha fatto una partita dove loro saranno una squadra di caratteristiche, è una squadra che in casa è abbastanza arrembante, corre verso la porta, riempie l'area di rigore, ha dei giocatori comunque buoni giocatori, una bella rosa, però anche noi, se facciamo il nostro, se facciamo quello che dobbiamo fare, abbiamo le nostre chance, però ripeto, se io penso ad andare a Terni e fare la partita e giocare a viso aperto, giocare in un campo così grande, non avendo le giuste idee, le giuste caratteristiche, faccio fatica. Quindi in questi 2 giorni abbiamo provato un certo tipo di discorso, vediamo se domani riusciamo a portare a termine, perché ci sono anche gli avversari, non dimentichiamo. Farei fare un flash sul Sesti Levante a Domenico Bertorino, insomma è una bella partita fatto contro il Campobasso. Sì, è una partita importante, una vittoria importantissima che permette di andare a giocare con una convinzione maggiore. Speriamo che diano continuità ai risultati, anche se chiaramente sarà una partita molto difficile perché la Ternana è la seconda forza del campionato, quindi non sarà facile. Però questo risultato penso che possa essere una buona cosa per proseguire meglio il campionato e magari cercare di raggiungere quella salvezza che speriamo tutti che avvenga. Anche perché il Campobasso insomma, è stata una squadra molto tosta. Sì, ma le partite di Serie C sono tutte molto, le squadre sono tutte molto agguerrite, è molto difficile giocarci contro, però la vittoria dà sempre morale, dà convinzione, quindi poi il fatto che ci sia l'allenatore nuovo, magari un giocatore sente anche questa responsabilità maggiore e quindi speriamo che sia una conseguenza alla partita di Terni e si riesca a fare il risultato pure là. Bene, allora dopo il Sesti Levante andrei a vedere il servizio anche dalla Virtus Entella, che abbiamo l'intervista a Carici, sempre in anticipo, no? Giocano domani con la Lucchese. Si torna subito in campo, domani c'è Lucchese Entella, pochissimi giorni per prepararla. Come state? Come avete recuperato anche dopo la partita di venerdì col Pontedera? Stiamo bene, abbiamo recuperato, abbiamo lavorato bene in questi pochi giorni che abbiamo avuto a disponibilità. È sempre difficile quando c'è un infrasettimanale
perché giochi sempre, c'è meno tempo, meno spazio per lavorare, però secondo me abbiamo fatto un bel lavoro anche con tempo limitato. Parliamo della Lucchese, una squadra che sta attraversando un momento un po' particolare, però in campo, nonostante la sconfitta di venerdì, la formazione rossonera ha reagito bene e sta attraversando comunque un buon momento di forma. E si gioca in un campo, per usare un eufemismo, abbastanza avverso all'Entella, negli ultimi anni non sono mai arrivate delle gioie. No, io l'ultima volta che sono stato là non è andata proprio bene, però mi dispiace la situazione che si sono trovati i ragazzi perché è una brutta situazione, spero che non capitasse a nessuno, però queste cose, come stavi dicendo tu, si vede in campo, si unisce il gruppo, è una buona squadra, una squadra molto ben organizzata che non ti dà punti di riferimento, però secondo me possiamo dire la nostra e dobbiamo dire la nostra pensando partita dopo partita, non pensare in là perché comunque il campionato è ancora lungo, come si vede Ternana non molla e noi dobbiamo stare sul pezzo ogni partita e pensare a quello che dobbiamo fare noi. Venendo a te Nermin, venerdì hai trovato il tuo primo gol di questa seconda avventura in maglia biancoceleste. A distanza di qualche settimana dal tuo arrivo, che Entella hai ritrovato, che gruppo hai ritrovato? No, ho trovato un gruppo splendido, sinceramente da tanti anni che non mi capita un gruppo così vero e molto onesto, un gruppo che lavora molto bene insieme, nelle difficoltà, anche quando le cose vanno bene siamo sempre insieme, è un gruppo molto disponibile a lavorare, a mettersi a disposizione, ragazzi bravissimi che mi hanno accolto proprio dal primo momento che sono tornato qua. E sono strafelice che faccio parte di questo gruppo e questa grandissima squadra. Bene, allora dovremmo avere al telefono Sabina Croce, che è presidente dell'Entella nel Cuore. Pronto? Pronto, buonasera a tutti. Buonasera Eccoci, Roberto. buonasera, un applauso. Allora questa sera abbiamo lasciati sia per Sesti che per la Virtus Entella tranquilli i giocatori, allora andiamo nelle iniziative che tra l'altro molto importante proprio questo fine settimana, prima della partita c'è stata la consegna di questo assegno di 32.000 euro a Gaslini, un bellissimo rapporto con l'istituto da tanti anni ormai, Sabina. Sì, un rapporto che dura nel tempo, che si manifesta non soltanto con l'erogazione degli assegni, che peraltro ha una sua concreta utilità, ma anche con le visite che facciamo tutti gli anni, sia con la prima squadra che con la primavera, che non facciamo mai mancare la nostra presenza. Ma è molto importante per noi anche avere adottato questo reparto di neurochirurgia, al quale abbiamo contribuito negli anni con una cifra che supera i 350.000 euro oramai e che ha contribuito a pagare macchinari, borse di studio, attività di ricerca e tante altre cose. Certo, tra l'altro credo che in tutti questi anni anche i tifosi abbiano capito questo impegno e siano molto generosi. Assolutamente sì. La cosa che mi riempie d'orgoglio è che sì, abbiamo il contributo indispensabile, imprescindibile degli sponsor, ma la cosa bellissima è che quasi riusciamo a pareggiare questo contributo degli sponsor con una grandissima partecipazione, non solo dei tifosi che rispondono sempre all'appello, ma anche alle famiglie e agli atleti del settore giovanile. Ecco Sabina, so che il Gaslini è stato sempre centrale, ma non solo, no? Anche altre associazioni, magari anche più locali. Sì, devo dire che abbiamo sempre cercato, nonostante avessimo questo rapporto privilegiato col Gaslini, di sostenere realtà locali che in qualche modo, con le quali in qualche modo eravamo vicini e amici. Siccome l'anno in cui c'è stata l'alluvione, che è stato uno dei primi anni della nostra raccolta, abbiamo sostenuto in maniera significativa l'Anfas, che era rimasto alluvionato e aveva perduto la sede,
abbiamo poi mantenuto sempre un legame con questa associazione e in qualche modo io cerco sempre di racimolare qualcosa anche per l'ANFAS, che è una realtà bella e del posto che merita molto. E poi qualcosina troviamo sempre anche per qualche altra realtà locale. Presto riusciremo anche a fare questa nuova consegna e vedremo che cosa riusciamo a fare anche per, come già l'anno scorso, anche quest'anno per i sordi del Tiguglio. Bene, allora prima di salutarci dobbiamo dare questa notizia che arriva proprio dall'ufficio stampa, che ringrazio. Da mercoledì ore 10 ci sarà la vendita dei biglietti per il derby, perché ricordiamo domani sera giocherà l'Entella Lucca, ma poi il 17 lunedì prossimo ci sarà il derby Virtus Entella e Sessi Levante. L'ultima domanda, ma Sabina Croce, presidente dell'Entella del Cuore, come vive le partite in tribuna con questi... Con estrema partecipazione, con estrema partecipazione. Grande tifo e grande sostegno, grande passione. Allora Sabina, salutiamo, voglio far fare i complimenti da Sabina a tutto il Casarza che questa sera abbiamo qua in studio, capitanati dal grande presidente Walter Pina. Allora, grande Casarza, tanti complimenti e un abbraccio forte da noi. Benissimo. Grazie, buona serata, buon lavoro a tutti. Grazie, stacchiamo, grazie. Allora, Giacomo è in mezzo a dei ragazzini, mini calcio. Sì, siamo con i piccoli amici del Casazzi, con chi li alleno, sia Giordano Boggiano e Leo Sanguinetti. Intanto, Giordano, com'è allenare i bambini così piccoli? Cosa si fa con loro? Si allena, si cerca di allenare, ma più che altro bisogna capire un po' tutte le dinamiche per poter far bene. Non è facile perché non alleni dei ragazzi già pronti, devi farli e devi capire tante cose, però quest'anno ci sta dando un sacco di soddisfazioni, anche se l'anno scorso eravamo un po' in difficoltà perché noi avevamo purtroppo un 2017, tutti gli altri 2018 abbiamo faticato tantissimo, ma lavorando seriamente, mettendoci il cuore e cercando di insegnargli quello che ormai noi abbiamo finito, ma possiamo dire quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo imparato nel tempo. E sti ragazzi quest'anno ci stanno veramente dando un sacco di soddisfazioni. Bene, grazie mille. Luca, abbiamo trascurato un po' la pallanuoto, mi sembra. Abbiamo da parlare del derby e non solo. Partiamo dalla 1 femminile perché il Rapallo Pallanuoto, come abbiamo detto all'inizio, ha ottenuto un ottimo risultato andando a pareggiare in casa della prima in classifica, mantiene quindi con questo pareggio con l'Orizzonte Catania, mantiene il terzo posto in classifica e adesso nelle ultime 3 partite della regular season avrà a che fare col Vela Nuoto, con lo Smile Cosenza in casa a Rapallo e col Brizz Nuoto invece fuori casa. 3 partite diciamo con squadre di metà bassa classifica, quindi Rapallo dovrebbe riuscire a capitalizzare questo bel pareggio e mantenere il terzo posto alla fine della regular season. In A1 maschile la situazione è sempre la stessa, Prorecco e Brescia continuano il loro duello in testa alla classifica a punteggio pari e quindi andrà avanti fino allo scontro diretto questa classifica così pari. Bene il quinto che pareggia con la Florenzia e quindi si stacca dalla zona play-out. Il Savona comunque è sicuro ormai del terzo posto, è proprio la terza forza del campionato, quindi diciamo che per le squadre liguri sia in A1 le cose stanno andando abbastanza bene.
Per quanto riguarda la 2 invece abbiamo avuto appunto il derby tra Mobilpesca Lavagna e Chiavari Nuoto, un derby che il Chiavari Nuoto ha giocato molto bene sin dall'inizio, ha messo subito le cose in chiaro e quindi per il Lavagna, per il Mobilpesca Lavagna non c'è stato nulla da fare. Ha provato il Lavagna in certi momenti a recuperare, intanto vedete alcune immagini proprio di questa partita, a recuperare, però poi nei momenti topici quando ha battuto Lavagna ha avuto la possibilità di battere 2 rigori, è stato il portiere Perrone della Chiavari Nuoto che li ha parati e quindi praticamente da quel momento lì non c'è stata più storia per la partita. È un derby che ha visto protagonista per il Chiavari Ravina con ben 6 gol e per il Lavagna un buon Magistrini che ha fatto 3 bei gol, 2 in rovesciata e 1 appoggiando la palla in porta con l'uomo in più, quindi direi che quindi un Magistrini positivo. Ecco. Una nota di merito, devo dirla, sapete che io a volte con gli arbitraggi della pallanuoto non sono molto d'accordo, invece stavolta devo fare una nota di encomio agli arbitri Scarciolla e Isaia perché hanno arbitrato la partita in modo perfetto, non hanno sbagliato praticamente nulla e hanno tenuto in pugno la partita nel migliore dei modi, quindi complimenti agli arbitri. C'è ancora da fare adesso un momento, il punto su alcuni risultati, perché ci sono stati risultati a sorpresa in questa giornata, perché il Sori che è terzo in classifica perde con il Como che era a 0 punti, quindi non aveva ancora fatto un punto, il Sori terzo in classifica perde in casa contro il Como, quindi un risultato senz'altro a sorpresa. Dopodiché bene anche il Bogliasco che batte la Waterpolo Milano Metanopoli, quindi si allontana un po' dalla zona play-out e bene anche l'Arenzano che va a vincere contro la seconda in classifica. Quindi l'Arenzano dopo aver ottenuto il pari col Chiavari, quindi con la prima, adesso batte anche il Torino, quindi si sta confermando come una squadra giovane ma senz'altro con ottime potenzialità. Ricordiamo solo il prossimo turno, la Chiavari Nuoto affronterà il Sori a Chiavari, mentre invece il Mobilpesca Lavagna andrà a far visita al Piacenza in quello che sarà uno scontro play-out, quindi il Mobilpesca Lavagna dovrà cercare di vincere a tutti i costi per lasciare indietro appunto il Piacenza. Grazie. Bene, allora andiamo nuovamente tra il file del Casarsa perché abbiamo un altro gruppettino, è proprio un flash di conoscenza, sì. Poi magari facciamo un'altra serata prossimamente. Questo invece è il gruppo dei Pulcini, allenati da da Daniele Sanguinetti e a Federico, da quanto tempo giochi a calcio, da quanto tempo vi conoscete con la squadra? Allora, gioco a calcio da 2 anni, ci conosciamo da quest'anno tutti. Le partite non vanno tanto bene, però l'importante è che ci divertiamo poi. Abbiamo anche Gianluca Righetti della prima squadra. Prossima partita contro chi è? Prossima partita fuori casa contro la Bolanese, una buona squadra in un campo ostico e sarà una bella battaglia. Obiettivo 3 punti per cercare di... punti da qui alla fine dell'anno, 3 punti tutte le partite. Gianluca, insomma, devi mettere d'accordo sia la supervisione del presidente che le fisse un po' dell'allenatore, voi vincete tutto sistemato. Per forza. È vero o no? Sì, sì, sì. La cosa migliore. Così i giocatori mettono d'accordo tutti. Quante partite ci sono ancora fino alla fine? Saluta tutto lo spogliatoio. Saluto tutto lo spogliatoio tranne del corso. Facciamo un applauso a Gianluca. Il mister Sanguinetti non parla, ha parlato il capitano. Molto bene. Va bene, ok, grazie. Allora, ci prepariamo perché abbiamo anche, sì, vai Giacomo, intanto faccio dire Valeria, e tu sei prima in classifica, sei prima, no? Sì, per ora sì.
È finito adesso il girone di andata, abbiamo 2 punti sulla seconda. Abbiamo vinto tutte le partite, abbiamo perso un punto per strada vincendo 3-2 una partita, però è andata bene perché comunque stiamo facendo bene, si stanno impegnando tanto e ce la stanno mettendo tutta. Poi noi non abbiamo il dovere o l'obbligo di vincere, noi abbiamo voglia di farlo perché strada facendo siamo cresciute, però poi la cosa più importante è che loro stiano crescendo proprio come persone e come gioco, come modo di giocare, quindi questo poi porta anche ad avere dei risultati, però la cosa più importante è quella, che adesso proprio c'è la voglia di andare a prenderselo perché si è creato un bel percorso. Ecco, adesso dobbiamo fare un applauso perché facciamo un pezzo musicale con Martina. Eccoci. Eccoci qua, veniamo al centro. Ciao Martina. Ciao. Ciao. Allora, tu mi dicevi prima che lo sport non fai nessuno sport. Ma faccio tante di altre cose, lo sport... È un'appassionatissima della musica, è vero? Sì. Dove nasce questa passione per la musica? Non lo so, circa 2 anni fa mi sono svegliato e ho detto voglio cantare e ho iniziato a cantare, non so neanche perché. Tra l'altro viene dalla scuola della voce di Sara Nastos, ramo didattico Associazione Culturale Tigulli Eventi, che ringraziamo perché sono i ragazzi e le ragazze che ogni tanto vediamo qua, perciò grazie Sara per questa collaborazione. Martina, cosa ci farai ascoltare? La partita di pallone di Rita Pavone. Dunque, siamo in tono, eh? Siamo in tono. Guarda, sono tutti calciatori. Prova. Sì, vediamo se dalle regie viene un po' più vicino qua. Ecco lì. Vediamo se È la partita di pallone di Rita Pavone. Benissimo, dai. Proviamo. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché una volta non ci porti pure me? Chissà se davvero vai a vedere la tua squadra o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà se mi dici una bugia la verità, ma un giorno io seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprirli io potrò che mi vuoi imbrogliare, da mamma ritornerò perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me, ma un giorno ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire, e se scoprirli io potrò che mi vuoi imbrogliare, da mamma ritornerò perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me, una volta non ci porti pure me. Bravissima tu. Avevi già cantato con tanti sportivi così? Sì, alcune volte. Bene, salutiamo anche i genitori che sono giù in platea di Martina. Ok. E ringraziamo Sara. Benissimo, alla prossima. Grazie mille. Eccoci.
Bene, allora facciamo ancora un giro, siamo quasi alla fine, ma abbiamo ancora 2 o 3 cosette. Farei intervenire i 2 direttori sportivi, che forse, a cominciare da Fabio. Allora, sono tutti promossi questa sera. Assolutamente, sì, assolutamente. Sono promossi stasera, sono promossi fino adesso durante tutto l'anno che hanno fatto. Si sono allenati bene, sono molto orgoglioso con il mister, con lo staff, con tutti, degli acquisti che abbiamo fatti. Sono convinto che ci toglieremo una bella soddisfazione. Ecco. Facciamo questa domanda, Walter. È un imprenditore, no? Qual è stata la scintilla di impegnarsi nello sport? Perché è importante, perché lo sport è sempre andato avanti un pochino, se alle spalle c'è persone così come Walter Pinna. La motivazione. Ma credo che comunque ci sia un fine sociale anche, no? La parte del settore giovanile che poi porta alla prima squadra, insomma, quindi c'è questo spirito dietro, poi la passione verso il calcio che c'è sempre stata e quindi insomma unire le 2 cose è venuto fuori questo in un anno poi tra l'altro, quindi anche qua nel senso, siamo partiti da poco, però credo che facendo le cose bene, con le persone giuste, si possano raggiungere begli obiettivi, dei bei risultati. Questa ne è la dimostrazione. Io conosco poco magari la parte della pallavolo perché sono entrato dopo, sicuramente cercherò di recuperare, perché si vede proprio anche lo spirito loro che è davvero intenso, forte, poi anche qua siamo primi in classifica, quindi vanno sostenuti e sopportati e quindi accompagnati alla vittoria. Dalla parte del calcio c'è la prima squadra, ma poi c'è anche un settore giovanile che sta facendo bene, dagli allievi che sono comunque arrivati col gruppo da Sesti Levante, a tutto il settore giovanile, alla Juniores che adesso ha avuto un avvicendamento, abbiamo il mister Callegari che comunque ringrazio, agli altri allenatori degli allievi e a tutti i dirigenti che comunque stanno dando davvero una grande mano in questo progetto Casarza che insomma sì, ok, io lo sto spingendo ma insieme a loro, se no non si farebbe nulla. Ecco, dunque chi magari fosse così indeciso, dire mi impegno, non mi impegno, metto insomma un po' di voglia e di passione nello sport, un imprenditore è consigliabile, no? Perché... Sì, è consigliabile, anzi se qualcuno si vuole avvicinare al nostro progetto è ben accetto e quindi magari ne approfitto anche questa sera per dire che se c'è qualcuno che ci vuol dare una mano in questo... Ecco, io lo dicevo anche e soprattutto in senso generale, sì. No? Che lo sport ha bisogno di persone così che diano un po' di sostegno al mondo. Sicuramente un impegno, però dietro c'è anche una grande soddisfazione, ecco, quello economicamente potrebbe essere anche un pochettino oneroso, però la soddisfazione... Non se ne guadagna. Ecco. Certo, però la soddisfazione che dà compensa tutto, quindi... Bene, facciamo un applauso a persone come... Rodolfo. Volevo dire che ci siamo dimenticati che abbiamo anche l'allenatrice del mini voleo che oggi non c'è, che è la Cecilia Ghio, e poi noi abbiamo un occhiello, come ti avevo detto. Ah no? Sì, la facciamo venire su, aspetta, che poi la facciamo venire e su. Ciò non toglie che quest'anno abbiamo fatto un bel lavoro, speriamo di continuare. Noi come allenatori si cerca di prendere cura di ogni ragazzo cercando
di dargli il massimo consiglio e il massimo consiglio sotto l'aspetto tecnico, di insegnarli in maniera tale che poi possa avere con questa situazione delle soddisfazioni, sperando sempre con noi, ecco. Quindi noi dobbiamo solamente continuare ad andare avanti con questa politica. Siamo in pochi, vorremmo aumentare i numeri, stiamo cercando in tutte le maniere di farlo perché più siamo ed è più facile creare una situazione migliore, ecco. Bene, allora intanto salutiamo tutti i genitori che hanno accompagnato, facciamo un bel applauso ai genitori. In questo caso di Casarza. Poi in mezzo alle persone questa sera abbiamo un componente del nostro CDA, che è della Fondazione Stella dell'Evangelizzazione, che gestisce Teleradio Pace, che è Giovanna Copello. Allora chiederei a Giovanna, visto che qua un po', riusciamo a fare una foto di Teleradio Pace oggi? Proviamo. Allora, Teleradio Pace è un emittente che nasce 35 anni fa, infatti fra poco faremo la festa di compleanno e spegneremo 35 candeline e negli anni ha cambiato varie volte configurazione perché è una legislazione molto complessa quella del mondo televisivo e oggi siamo una fondazione e un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, voluto dalla diocesi di Chiavari e però anche operante diciamo nella società con le norme del codice civile. E giusto per capire molto brevemente come siamo organizzati, la gestione di un consiglio direttivo di 7 persone, il presidente è il nostro vescovo e altri 2 sacerdoti e poi 4 laici e siamo tutti volontari e molto impegnati diciamo nel servizio. E poi ci sono ben 15 dipendenti di cui alcuni anche presenti stasera, 6 in redazione, 5 in regia, 2 in amministrazione e 1 in segreteria, perché appunto per avere i 3 canali, per avere il servizio che poi si porta alle persone, l'organizzazione è complessa, ma lo spirito è sempre stato dall'inizio di essere il più possibile al passo coi tempi per essere anche al servizio. Lo statuto dice di Dio e dell'uomo, ma poter raccontare le cose belle mi sembra che una serata come stasera lo testimoni. Ecco, per finire Telepace ha bisogno di aiuto, no? Perciò ce lo dobbiamo ricordare. Sì, Telepace vive con i contributi del Ministero, un po' della diocesi con l'8 per 1000, però tanto dalla forza delle donazioni, dei lasciti, delle piccole offerte e anche la forza del volontariato, che è una risorsa grandissima e anzi stasera potremmo ricordare anche noi che è un volontariato aperto, quindi se ci fosse qualcuno che si vuole lanciare è un volontariato interessante, una risorsa preziosissima. Grazie Giovanna. Allora, ricordiamoci di aiutare Telepace, andiamo sul sito, c'è il modo. Allora, Giacomo, chi c'è? Hai una capitana? Sì, vai subito. Sì, abbiamo una componente appunto della prima squadra del Volley Casarza. Abbiamo già sentito su più o meno come sta andando la stagione, un'opinione appunto dalla squadra. No, sì, la stagione sta andando molto bene, siamo primo in classifica, adesso è finita la prima fase, tra 2 settimane inizia la seconda e speriamo che lavoriamo sempre meglio e cerchiamo di vincere. E vi conoscete da tempo come squadra oppure ci sono stati dei cambiamenti? Sì, abbastanza, ci conosciamo in tutte da un sacco, quindi va tutto bene. Buona fortuna allora per le prossime partite. Eccoci, ci avviciniamo alla fine. Giacomo, intanto è salito Ginevra. Rodolfo, racconta un po' perché è una campionessa. Ginevra, aspetta Giga, adesso partiamo. Ginevra è campionessa europea di pallavolo. Adesso lo dici tu. Adesso vi dirà lei cosa pensa, dai. Io sono contento, sono felice
e faccio sport, faccio gara, che io faccio partite bellissimo, sono contento, c'ho tanti amici e faccio volo perché faccio sportivo, faccio palleggiare e mi piace fare tante cose, sciattare perché stanno cambiata perché io sono la vita, la nostra felicità e voglio dire una cosa perché sport è una gioia bellissima, il finale, e voglio fare quest'anno perché voglio fare un'altra cosa perché voglio fare mi piace fare qua a casa perché mi piace fare sportivo e voglio fare stanno perché voglio fare di pace e voglio fare e poi finito e Bene, di base Ginevra, finito. dai. Bravissima, Grazie. complimenti. Tra l'altro abbiamo visto anche una foto che se riusciamo a rivederla con la collaborazione del CSI, Volevo Rodolfo. solo dire che noi facciamo questa attività il sabato che è aperta a tutti questi ragazzi speciali, ma non soltanto di quelli di Casarza, ma di tutti quelli che vogliono venire a Casarza per fare questa attività, è aperta a tutti, non si spende nulla e seguiamo i ragazzi, quindi se ci sono dei ragazzi che hanno voglia di venire anche da Chiavari, da Lavagna, noi siamo lì che le aspettiamo volentieri. Benissimo, benissimo. Stai pure lì, Stai pure lì. Allora, finiamo questa sera con qualche minuto di post. Andrei dal preparatore atletico da salutare, che sono persone fondamentali nelle società. Marco Castelletti. Saluto a tutti. Marco, come... Insomma, è un ruolo importante per tutte le squadre. Sì, è un ruolo soprattutto importante, per chi... poi quando in queste categorie qua è un po' un ruolo vario, no? Nel senso che poi si fa il preparatore, fai un po' il dirigente, fai il secondo allenatore, fai un po' tutto, no? Perché il preparatore è proprio vicino, no? Sì, poi all'atleta. il bello è proprio quello. Vi cioè dite cose uniche, credo. La cosa che fa, che è bella, voglio dire, è proprio lavorare con i ragazzi. Oltretutto questo qua è un gruppo di ragazzi, secondo me, speciale, nel senso che io ho lavorato anni nel Riva Samba, con la prima squadra, tutto quanto, e quest'anno è un gruppo veramente fantastico. Cioè, è bello farli lavorare perché rispondono veramente bene, ecco, quindi i risultati poi si vedono. Molto bene, abbiamo... Di dirigente accompagnatore, ecco, dirigente accompagnatore immagino che i tuoi ruoli saranno, diciamo, variegati, di cosa ti occupi? Faccio un po' di tutto, il direttore sportivo mi ha girato i numeri dei giornali che vogliono sapere notizie su di noi, faccio un po' di gruppo con i ragazzi, i mister mi hanno accolto bene, i giocatori anche, e poi avendo un passato nel Casarza, che ho avuto Franco come dirigente quando ero con la Juniores, e mio padre è stato dirigente, poi c'è mia madre già all'interno della società, è molto bello, poi sono a 10 minuti da casa, quindi per me è casa, è famiglia, è bello per quello. Allora, siamo proprio fuori tempo massimo, però facciamo così, ci sono ancora diverse persone, allenatori, faremo l'anno ancora lungo, siamo all'inizio di marzo, magari poi venite con un gruppo distinto. Questa sera c'è la grande Casarza qua, salutiamo il sindaco Giovanni Stagnaro. Allora, io dico solo una cosa, forza Casarza e avanti così, alla vittoria! Abbiamo sentito davanti Giacomo, un saluto Abbiamo almeno. ancora appunto Cristian Peri che è allenatore dell'Under 14, abbiamo parlato magari un po' meno del settore giovanile della pallavolo, ci puoi parlare dell'Under 14, quante ragazze sono? Allora, il mio gruppo è composto da 12 ragazze, lo seguo dall'anno scorso, stiamo facendo un percorso di crescita
e spero che continui così. Penso di stare facendo un bel lavoro e continuare così. Le ragazze mi seguono, i genitori anche, la società penso che creda in me. A posto così, c'è tutto. Perché ci sono stati i campionati regionali master di nuoto sabato e domenica alla Sciorba, ci sono stati ottimi risultati da parte di tutti gli atleti, però c'è stato qualche risultato eclatante. Abbiamo avuto Tubino del Rappallo nuoto, che lo vediamo in foto, che ha stabilito il record europeo dei 1500 metri stile libero e il record italiano dei 400 stile libero. E poi c'è stata la staffetta terribile dello Sturla, della sportiva Sturla, staffetta 320, composta da Galbusera, Massa, Borello e Gattorna, che hanno ottenuto i record italiani nella 4x50 stile libero e nella 4x50 misti. Galbusera e Massa, due campioni della pallanuoto di un tempo, e Borello e Gattorna del nuoto si sono messi insieme per queste staffette e hanno fatto i due record italiani. Mi scuso per non citare tutti i risultati importanti che ci sono stati, che sono stati veramente tanti. Allora, prima dei saluti del Presidente, così palla per ultimo e per tutti, velocemente un minuto sui risultati del basket che gentilmente Marco Solari dell'Aurora Chiavari mi manda e giustamente li comunichiamo volentieri. Aurora Chiavari 77, Busala 63, Sanremo 64, Auxilion Genova 70, Pelli 73, Lavagna 65, Next Step Rapallo 74, Tigullio 64, Cogoleto 84, Ardita Nervi 69, Golfo Poeti 67, Varate 75. In classifica Aurora 34, Rapallo 32, Tigullio 28, c'era questo derby, è stato vinto da Rapallo, dunque la classifica rimane sempre Aurora, Rapallo, Tigullio, poi Auxilion 24, Varazze 22, Nervi 20, Pelli e Cogoleto 18, Golfo Poeta 16, Busala 8, Lavagna 6, Sanremo 2. Dopo il basket, Walter Pina, chiudiamo la serata e ci rivedremo. Diciamo così. Forse. Ci rivedremo. Forse sì. Rivedremo perché è stata una bellissima serata, per me la prima di una lunga serie, non so. Niente, volevo ringraziarvi davvero di aver partecipato, di avermi invitato. Qualcuno magari era un po' titubante, però devo dire che ha fatto bene a spingermi. E volevo ringraziare, che non l'ho fatto prima, anche per quello che stiamo facendo, l'amministrazione comunale, che qui è presente il nostro sindaco, comunque ci ha dato una grande casa, un bel campo, un campo dove sono stati investiti parecchi soldi, è venuto un bel lavoro e noi lo stiamo utilizzando al meglio. Ci sta preparando un'altra casa per la pallavolo, e quindi insomma lo sport a Casarza vi aspetta. Quindi ci siete voi, chiamate i vostri amici, i vostri conoscenti, portate gente a Casarza, così il sindaco è contento. Bene, grazie. Voglio, prima di chiudere e di augurare buona settimana, volevo salutare anche il parroco Don Maurizio Prandi, che sicuramente magari la prossima volta col Casarza lo invitiamo. Un saluto a tutti, grazie per essere stati qua. E alla nostra squadra.